un impegno per la legalità contro la criminalità e la mafia, che purtroppo non è più solo circoscritto al meridione d'Italia, a Napoli o alla Sicilia, ma è pienamente presente anche in alcune zone del Veneto, in alcuni gangli economici del Veneto. Con un sincronismo estremamente significativo, le operazioni anticamorra e anti-'ndrangheta di queste settimane in Veneto e nel Veneziano si sono svolte quasi in coincidenza con la 3 giorni di iniziative nella lotta contro le mafie promossa in Laguna da Libera e Avviso Pubblico, un'associazione alla quale aderisce anche il Comune di Venezia. Le 3 giornate sono anche state un'occasione di incontro con i familiari delle vittime innocenti delle mafie arrivati da tutta Italia e dall'estero. 400 familiari di vittime di mafia, vittime innocenti di mafia, si sono incontrate a Venezia. La città li ha abbracciati simbolicamente ma anche fisicamente, quindi l'importanza di farla conoscere questo tema, di affrontarlo e di ascoltare la loro testimonianza, perché può insegnare molto anche a noi veneti. Ciò che si propongono iniziative come questa è anche la diffusione di una maggiore consapevolezza del fatto che fenomeni di malavita organizzata che si pensavano confinati ad alcune regioni sono presenti anche da noi. Non a caso quest'anno la 24esima edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie si terrà il 21 marzo a Padova.